Nel video di oggi vorrei cercare di analizzare un furto, ma non un furto qualsiasi, bensì il furto avvenuto nell'atelier Bulgari di Roma. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei cercare di analizzare quel furto avvenuto nell'atelier Bulgari di Roma senza ovviamente pretendere di avere la soluzione in mano. Vorrei solo analizzarlo dal mio punto di vista, quindi presi i fatti, ovvero quanto è stato scritto nei giornali, e cercare di analizzare, cercare di capire che cosa è accaduto e se fosse stato possibile evitare quanto avvenuto. Partiamo dai fatti. Atelier Bulgari di via Condotti a Roma, gioielleria, furto da 500.000 euro avvenuto tramite le fogne, quindi i ladri si sono avvicinati tramite il circuito fognario della città di Roma e si sono introdotti nel negozio tramite un buco nel pavimento. Ecco perché viene definito il classico furto della banda del buco. Ora, come funzionano queste cose? Ti avvicini, l'abbiamo visto 1000 volte nei film dove si ride anche in genere di queste cose che tuttavia purtroppo accadono nella realtà. La banda esegue un buco nel soffitto, che poi è il pavimento del nostro locale, del nostro ambiente, entra nel negozio e in pochissimo tempo, qui nello specifico si parla di 10-15 minuti, non è ben chiaro perché quando si ha a che fare con i giornali le cose non sono mai ahimè, ai noi chiarissime, ma in pochissimo tempo comunque arraffano quello che possono arraffare e se ne vanno. Nel caso specifico dei gioielli, chiaramente bisogna distruggere, rompere, infrangere le vetrine che contengono i gioielli, quelli esposti, perché immagino che il resto sarà stato in una cassaforte molto meglio protetta, e andartene nel minor tempo possibile, sempre attraverso le fogne. Sembra che l'allarme sia scattato e qualcuno sia intervenuto, quindi l'istituto di vigilanza, significa che l'impianto di allarme del negozio era comunque collegato a un istituto di vigilanza, ad una centrale operativa, e quindi qualcuno prima o poi è arrivato a vedere. Evidentemente però, se l'allarme è scattato, se l'allarme è arrivato a destinazione, può significare solo una cosa, ovvero che è intervenuto molto in ritardo. Oppure l'alternativa è che vi sia stato un disturbatore, quindi un jammer che impediva le comunicazioni verso l'istituto di vigilanza e che queste non siano arrivate almeno fin tanto che i ladri, la banda non si è allontanata. Noi di questo non abbiamo contezza, quindi possiamo solo cercare di immaginare. Un'analisi precisa si dovrebbe fare analizzando il registro eventi della centrale assieme alle immagini catturate dalle telecamere e fare un debito confronto. Quindi io guardando le immagini delle telecamere so quando sono entrati, e dal registro eventi della centrale compatibilmente con gli eventi ricevuti dalla centrale operativa dell'istituto di vigilanza so quando è scattato, intervenuto il mio impianto di allarme, e so
quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa. Ma noi, dicevo, possiamo solo fare delle supposizioni, possiamo basarci sui pochi dati in nostro possesso e fare delle supposizioni. C'è chi dice che l'atto di eseguire quel buco dal quale sono entrate delle persone, quindi non un buco piccolo fatto con il trapanino, ma un buco attraverso il quale ci sono introdotte delle persone. Posso immaginare che possa essere stato almeno un buco di 50 cm di diametro, 50 per cento, insomma un bel foro se deve passare una persona. Per quanto un ladro possa essere magro e snello, deve comunque introdursi attraverso un buco eseguito nel pavimento e quindi deve essere un buco di determinate misure. Ecco, quindi eseguire un buco in un solaio presumibilmente realizzato in cemento armato o comunque realizzato in laterizio e cemento armato significa provocare delle vibrazioni. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un ambiente ad alto rischio nel quale gli impianti di allarme intrusione sarebbero dovuti essere eseguiti almeno con un livello prestazionale 3 o 4 in base al grado di rischio ovviamente molto alto per quell'ambiente. La norma, ma anche il buonsenso, dice che quel pavimento, ma anche le pareti verticali, attenzione, non solo i pavimenti e i soffitti, sarebbero dovuti essere protetti da rilevatori, chiamiamoli di vibrazione, in realtà microfonici e quant'altro, che avrebbero dovuto rilevare la lavorazione per eseguire quel buco, perché se è stato realizzato con un martello demolitore, un martello pneumatico, una fresa o quant'altro, comunque ha prodotto delle vibrazioni. Queste vibrazioni avrebbero dovuto far intervenire appunto dei rilevatori inerziali barra microfonici. Qualcuno dice: ma l'atelier Bulgari è troppo vicino alla stazione e quindi un eventuale rilevatore d'urti, un rilevatore inerziale, un rilevatore microfonico non può funzionare perché ne risente delle vibrazioni adesso non so se sia la stazione dei treni o la stazione della metropolitana, comunque risente di questo tipo di vibrazioni. Bene, sapendo che non possiamo far funzionare nel modo corretto rilevatori di questo tipo, in tal caso si sarebbe dovuto intervenire diversamente, quindi andrò ad implementare delle protezioni tali per cui non sia possibile l'accesso a quelle pareti, a quei pavimenti, a quei soffitti, perché se non posso rilevare il tentativo di sfondamento, andrò a rilevare il tentativo di avvicinamento con delle barriere, con dei radar, con dei laser, insomma non possiamo dire che ci mancano le tecnologie, ok? E tutto sta a capire come fosse stato progettato quell'impianto. Da chi è stato progettato quell'impianto? Attenzione, sto dicendo progettato, non installato, a ragion veduta, poiché in questi ambienti gli impianti non vengono fatti a sentimento dall'installatore, ma c'è in genere una progettazione che l'azienda installatrice deve seguire. Nessuno si può inventare che cosa fare e come farlo, deve seguire appunto quella progettazione che mi dirà a quale grado di rischio è sottoposto quell'ambiente e mi dirà quale livello prestazionale e quindi che cosa utilizzare a livello di
apparecchiature per eseguire quell'impianto, e qui non ci piove, quindi non possiamo dire l'installatore. Sicuramente è un problema di progettazione, sempre ammesso e non concesso, come ho detto all'inizio, che non si sia trattato di un caso palese nel quale un jammer ha impedito il funzionamento di tutte le apparecchiature di comunicazione, perché se l'impianto è intervenuto, e lo sapremo solo leggendo il registro eventi della centrale, significa che le comunicazioni non sono arrivate a destinazione. Quindi se l'impianto fosse stato eseguito in un certo modo, cosa che io spero e auspico, e le comunicazioni non sono arrivate, significa che è stato impedita la comunicazione tramite un apparecchio disturbatore, un jammer. Diversamente significa che l'impianto non era proprio un impianto eccellente. A questo punto si dovrà indagare su chi, cosa e come e perché è stato eseguito quel tipo di impianto. Qualcuno dice anche l'installazione di qualche nebbiogeno non avrebbe fatto male. Ecco, va detto, come ho detto sicuramente in qualche altro mio video, che il nebbiogeno dipende sempre dall'impianto di allarme intrusione, quindi scatta l'impianto di allarme che comunica con il nebbiogeno come se fosse una sirena e lo fa erogare. Ragion per cui se non parte l'impianto di allarme non parte il nebbiogeno. Non sappiamo quando, come e perché sia partito l'impianto di allarme e quindi non sapremo se è intervenuto il nebbiogeno, qualora ovviamente ci fosse. Non ci è dato sapere se fossero presenti o meno dispositivi nebbiogeni, che ripeto, partono solo se parte l'impianto d'allarme. Quindi non è nemmeno vero che il nebbiogeno risolve tutte le situazioni. Qualche commerciale si riempie la bocca dicendo che il nebbiogeno è l'unico sistema antifurto, è l'unico sistema per impedire il furto. In realtà, essendo collegato all'impianto di allarme intrusione, dipende da come è fatto quest'ultimo. Ovvero, se non ho un impianto di allarme efficiente fatto con tutti i crismi e non interviene e non rileva il tentativo di intrusione, non mi farà partire il nebbiogeno, che a sua volta non potrà erogare e quindi impedire il furto. Questa è la mia analisi di quanto accaduto nell'atelier Bulgari di via Condotti di Roma. Qualche cosa di più sapremo sicuramente, o spero si verrà a sapere nei prossimi giorni, tant'è che ricadiamo sempre nelle considerazioni fatte milioni di volte, ovvero la progettazione dell'impianto e la relativa installazione sono di fondamentale importanza in tutti gli impianti, non solo negli impianti di questo tipo, ma anche negli impianti più semplici, dove se l'impianto non è progettato bene, non è installato in modo adeguato, quello sarà un impianto inutile o pressoché inutile, perché non servirà allo scopo per il quale è stato installato. Spero di averti dato un buono spunto sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!